proseguiamo il nostro corso di formazione. Oggi pomeriggio siamo contenti di incontrare Elio Meloni, che arriva da Milano, pedagogista, formatore, ha lavorato una vita nella scuola come maestro e da tanti anni insegna anche all'Università Cattolica, per cui direi un'esperienza proprio, come direbbe Papa Francesco adesso, poliedrica, diciamo. Oltre poi a un percorso anche significativo dal punto di vista dell'appartenenza ecclesiale. A lui abbiamo chiesto di aiutarci a scoprire, riscoprire, a vivere due parole che penso possano essere molto importanti oggi: fiducia e cortesia nell'educazione. Queste due parole non sono due parole così che la mattina mi sono svegliato e ho detto. Le ho prese appunto da alcune pubblicazioni di Elio e ho pensato che potessero essere importanti anche per noi, perché forse sono parole che rischiano sempre un po' di essere messe da parte, magari anche nei bambini, nei ragazzi, nei giovani che incontriamo. Ma non è detto che anche noi adulti li abbiamo così ben chiare. Ok, lascio lo spazio a Elio, lo ringrazio di essere tra noi. Grazie. Mi sentite? Se parlo così mi sentite? Alzate la mano là in fondo. No, va bene. Questo è più forte. È più forte? Così? Va bene? Io parlo a bassa voce, così risparmio la voce e il clima è più raccolto. Grazie di questo invito. Spero che questo tempo sia utile per tutti e tutte noi. Vi sarà capitato anche a voi, quando siete in classe o in un gruppo, diciamo, di studio, normalmente siamo tutti docenti qui, insomma, a qualsiasi titolo, di proporre una bella attività, di tentare di proporre una bella attività e di trovare il fenomeno, o la fenomena, non si dice la fenomeno, che dice: l'abbiamo già fatto. È successo? Alzi la mano chi gli è successo. Adesso io non sono anziano, come vedete, non voglio insegnarvi nulla. Diciamo che il taglio vorrebbe essere socratico, di reciproco accompagnamento lungo un ragionamento che la disposizione della sala e la numerosità del pubblico non aiuta, però se mentre io parlo vi riconoscete in qualcuna delle esperienze questa è la prima, e vi dico io cosa faccio, non è detto che sia la soluzione migliore. Quando succede questo, all'inizio, quando ero giovane, rimanevo frustratissimo, perché ha già fatto. Io sono anziano, ma ero già nel baby boom e quindi la società dei consumi, insomma, le canzoni che stavano nella hit parade 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, poi via, un'altra. Adesso ci stanno qualche giorno. Sono anche... Scusate, io ogni tanto guardo questo, non per vedere se ci sono dei messaggi, non mi scrive quasi mai nessuno, ma per vedere l'ora, quindi non vi sembri mancanza di rispetto nei vostri confronti. Guardo l'ora e poi lo spengo. Non ho l'orologio, come vedete. Quindi, cosa dico io? Abbiamo già fatto. Dico, tu, alunno Alberto Gastaldi, c'è un piatto, un cibo che ti piace tanto? Tutto ciò che dirai potrà essere usato a scherzo. Puoi dirci cosa? Il pesce. Quale? Puoi dire una ricetta? Il
Branzino alla Ligure. Chi te la prepara? La mamma. Ok. Se l'hai mangiato un mese fa, Alberto, non perdere la concentrazione. Se l'hai mangiato... C'è quello che lancia la carta, lui lanciava le palline, lui, il Barba. Lanciavi le palline tu? T'ho beccato, eh? No, adesso l'hai lanciata. Sto scherzando. Dobbiamo stare leggeri, ma andiamo in profondità. Se l'hai mangiato un mese fa e stasera torni a casa e la mamma ti cucina il branzino alla Ligure, lo mangi volentieri? Sì. Basta, piallato il fenomeno. Perché? Perché, adesso la dico veloce, la dico male, ma l'importante non è se una cosa l'hai fatta, non l'hai fatta, se è nuova, se è vecchia, ma ve lo ricordate il cardinale Tonini, Ersilio Tonini, famoso mass mediologo, diciamo, ecclesiale. Mi ricordo una volta, io l'ho visto in TV, ero presente, cioè guardavo la TV in diretta e dicevano: ma il rock è la musica satanica o no? E lui disse: guardate, cosa vuol dire Satana? Diavolo, diabollein, colui che ci divide dal bene, che ci separa dal bene. Allora, la musica, se è bella, ci unisce a Dio e agli altri, se è brutta ci separa dal bene. Quindi se il rock è bello è di Dio, se il rock è brutto è satanico. Se la musica classica è bella è di Dio, se la musica classica è brutta è satanica. Questo è Vangelo, non è Tonini. Quindi vi leggo un pezzettino di un libro che avete sentito 1000 volte e quindi già, no, ancora. Io l'ho letto una volta, 2 volte per conto mio, poi l'ho letto a mia figlia, poi l'ho letto a mio figlio, poi l'ho letto pure in francese, perché voglio fare un po' il fenomeno anch'io, nessuno è immune dalla superbia. Sentite che bello. Parla di un aviatore che fa naufragio, no, cosa fa? Fa un incidente con l'aereo nel deserto del Sahara e incontra un piccolo principe che, venuto da un altro pianeta, gli racconta le sue avventure. E qui è quando incontra una volpe. In quel momento apparve la volpe. «Buongiorno», disse la volpe. «Buongiorno», rispose gentilmente il piccolo principe voltandosi, ma non vide nessuno. «Sono qui», disse la voce, «sotto il melo». «Chi sei?» domandò il piccolo principe. «Sei molto carino». «Sono una volpe», disse la volpe. «Vieni a giocare con me», le propose il piccolo principe. «Sono così triste». «Non posso giocare con te», disse la volpe. «Non sono addomesticata». «Ah, scusa», fece il piccolo principe. Ma dopo un momento di riflessione soggiunse: «Ma scusa, cosa vuol dire addomesticare?» «Non sei di queste parti tu», disse la volpe. «Che cosa cerchi?» «Cerco gli uomini», disse il piccolo principe. «Cosa vuol dire addomesticare?» «Gli uomini», disse la volpe, «hanno dei fucili e cacciano, è molto noioso. Allevano anche delle galline, è il loro solo interesse. Tu cerchi delle galline?» «No», disse il piccolo principe, «cerco degli amici». «Che cosa vuol dire addomesticare?» È una cosa da molto dimenticata. Vuol dire creare dei legami». «Creare dei legami?» «Certo», disse la volpe. «Tu, fino ad ora, per me, non sei che un ragazzino uguale a 100.000 ragazzini. E non ho bisogno di te. E neppure tu hai bisogno di me. Io non sono per te che una volpe uguale a 100.000 volpi. Ma se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno l'uno dell'altro. Tu sarai per me unico al mondo e io sarò per te unica al mondo». «Comincio a capire», disse il piccolo principe. «C'è un fiore», un'altra avventura, dico io, «credo che mi abbia addomesticato». «È possibile», disse la volpe, «capita di tutto sulla terra». «Oh, non è sulla terra», disse il piccolo principe. La volpe sembrò perplessa. «Su un altro pianeta?» «Sì». «Ci sono dei cacciatori su questo pianeta?» «No». «Ah, questo mi interessa, delle galline?» «No». «Non c'è niente di perfetto», disse la volpe.
Ma la volpe ritornò alla sua idea: la mia vita è monotona, io do la caccia alle galline e gli uomini danno la caccia a me. Tutte le galline si assomigliano e tutti gli uomini si assomigliano e io mi annoio perciò. Ma se tu mi addomestichi, la mia vita sarà come illuminata. Conoscerò un rumore di passi che sarà diverso da tutti gli altri. Gli altri passi mi fanno nascondere sottoterra, il tuo mi farà uscire dalla tana come una musica. E poi guarda, vedi laggiù in fondo dei campi di grano. Io non mangio il pane e il grano, per me è inutile. I campi di grano non mi ricordano nulla, questo è triste. Ma tu hai i capelli color dell'oro. Allora sarà meraviglioso quando mi avrai addomesticato. Il grano che è dorato mi farà pensare a te e amerò il rumore del vento nel grano. La volpe tacque e guardò a lungo il piccolo principe. Per favore, addomesticami. Volentieri, rispose il piccolo principe, eccetera, eccetera, eccetera. Un applauso a Antoine de Saint-Exupéry, se volete. Cortesia e fiducia. Qualcuno potrebbe dire, ma non sapeva come impiegare 10 minuti, tacchete, piccolo principe, non sbagli mai. No, io penso, farei un torto alla vostra intelligenza se pensassi che pensate questo. Creare legami. Allora, io vengo tra le molte cose che ho fatto e faccio ancora nella mia vita. Pratico, spero che rimaniamo amici, pratico lo scautismo, che è un metodo educativo, cito quasi a memoria, che ha più di 100 anni di vita, funziona molto bene, è un tipo di educazione attiva. Non siamo qui a parlare di scautismo, però lo scautismo ha una legge universale fatta di 10 punti che non vi recito. La so a memoria ma non ve la recito, e io che tra le altre cose scrivo dei libri, degli articoli, mi piace scrivere, scrivo anche per non pubblicare, scrivo dei diari, scrivo poesie, scrivo canzoni. Dio mi ha dato questo dono e io cerco di usarlo meglio che posso. Quando ero un po' più sulla cresta dell'onda, perché adesso mi sto tentando di ritirare un po', data, come dire, il tempo che passa, senza mollare però, mai mollare, fino all'ultimo. C'era, non so se conoscete Igino Giordani, chi era? È considerato il cofondatore del Movimento dei Focolari, insieme a Chiara Lubick, e lui pubblicò un libro in cui diceva proibito invecchiare, ma non era un giovanilista, non era un giovanilista. Non andava a farsi le canne con i suoi allievi, ubriacarsi con i suoi allievi per fare, no, quello per dire, anche se siamo in TV, è una realtà che almeno nell'area lombarda, ma non so se qui è molto diverso. È che bisogna per forza fare tutto quello che fanno i giovani perché è bello, o anche gli anziani, ci sono gli anziani che si drogano. Pensiamo alle ludopatie, per esempio. Ma questo per non sembrare moralista, ma insomma realista. Ora stavo dicendo che quando ero un po' più sulla cresta dell'onda ebbi l'idea di scrivere un libro per ognuno dei 10 articoli della nostra legge. Dato che mi sembrava brutto iniziare dall'1, anche se è molto bello. L'articolo 1 dice: lo scout e la guida pongono il loro onore, inteso in senso anglosassone, cioè tutta la mia energia, la mia forza, potrebbe essere simile a Deuteronomio 6,4, no? Amerai con tutte le tue forze, no? Pongo tutto cosa conta nella mia vita è meritare la fiducia che gli altri mi danno. Poi arriviamo il nostro amatissimo cardinale Carlo Maria Martini, leggendo il Vangelo, leggendo San Paolo, fa un passo più avanti, ma già questo sarebbe buono, essere meritevoli di fiducia. Perché noi pensiamo che relazione educativa, che cosa hanno bisogno gli altri, cioè i nostri alunni o anche i nostri colleghi, anche quelli sopra di noi,
presidi, vicepresidi, coordinatori, consigli di classe, di interclasse, di intersezione. So che qui ci sono anche colleghe della materna, giusto? Materna? Non vi offendete gli altri, sono le migliori, perché si rotolano a terra coi bambini, se ce la fanno, con la schiena. Sto scherzando, massimo rispetto per tutti, Però qualcuno mi deve spiegare. Io ho deciso sto seguendo una scaletta, però vado anche un po' a ruota libera, perché deve essere un po' dialogato, e così anche il pensiero vostro si muove meglio. Qualcuno mi deve spiegare perché una maestra di scuola materna guadagna meno di un professore dell'università, faccio i due estremi, e invece un pediatra guadagna uguale o di più di un geriatra. Qualcuno me lo deve ancora spiegare. Ho chiesto a tanti colleghi e colleghe più esperti di me, avete capito? Cioè, si è capito il parallelismo? Perché una maestra della scuola materna deve essere pagata così poco rispetto a un... Prego? Ok. Io poi non voglio trasformare questo uditorio in un'assemblea sindacale, però è un fatto, perché un pediatra prende bene e un educatore, una maestra, insomma una docente di scuola dell'infanzia deve prendere così meno degli altri. Vabbè. Insomma, per farla breve, mi sono fermato a 2 articoli, cioè ho scritto 2 libri e basta, adesso sto scrivendo altro, sto scrivendo un romanzo. Poi vi dico, se volete, su cosa, chissà se sarà mai pubblicato. Comunque, quindi ho dovuto scegliere il primo. Da dove parto? Dall'1? Banale. Dall'ultimo, che è bellissimo, è puro in pensieri e azioni. Lo scout e la guida sono puri in pensieri ed azioni. Bellissimo. So che avete avuto Silvano Petrosino, Chi c'era? Lui dice bellissimo, è vero? Poi racconta di una strage, no? È vero? Filosofo. Allora, dovendo scegliere, ho scelto il 5. L'articolo 5 dice: lo scout e la guida sono cortesi. Il nostro fondatore Baden-Powell è un uomo dell'Ottocento, e cavallereschi. Cioè sono gentili e aiutano quelli più deboli di loro. Cavalleresco vuol dire questo nel pensiero della cavalleria medievale. Torniamo all'addomesticamento, scusate. Cosa vuol dire in fondo addomesticarsi? L'un con l'altro, o gruppo, perché noi siamo docenti, molto spesso siamo uno a tanti, ma non cambia, ma non moltissimo. Vuol dire prima di tutto, perché poi se guardiamo tutti gli articoli, sono tutti collegati dalla legge Scout, è una questione di pulizia. Ora, perché un insegnante, un docente, un educatore, un medico, un infermiere, un fisioterapista, io ho lavorato tanto in sanità come formatore, soprattutto nell'area della riabilitazione. E gli ultimi 3 anni di insegnamento come docente di scuola pubblica li ho passati in ospedale, poi ve ne parlerò dopo se avremo tempo. Allora, la relazione ha bisogno di essere pulita. Non dico al 100%, infatti vedete anche le pubblicità dei disinfettanti, rimuove fino al 99% dei batteri, fino. Non chiediamo la sterilità, una pulizia totale, perché qualcuno 2000 anni fa ha detto, quando gli hanno detto maestro buono, dice: perché mi chiami buono? Gesù di Nazareth, Gesù Cristo, solo Dio è buono. Quindi una discreta pulizia, che i medici ci dicono, di solito c'hai degli anticorpi, anzi un pochino aiuta, no? A ecco, la pulizia, questo è sempre Gesù. Allora, la pulizia nelle relazioni, la gentilezza è uno spazzino delle relazioni, perché nel momento in cui io, nel tono della voce, nello sguardo, io sono anche psicomotricista, scusate la parolaccia, ma
penso che sia noto di cosa si occupa. La postura del corpo. Noi diciamo tante cose di noi e se guardiamo i nostri allievi, per esempio, possiamo capire tante cose anche se non parlano. E se parlano, più che dal contenuto, dal tono, da come si esprimono. E voi state facendo lo stesso con me in questo momento, al di là del fatto che la mia voce è un pochino modificata dal supporto meccanico, diciamo tecnologico, perché sennò quelli là in fondo, come va laggiù? C'è la nebbia? Allora, la polizia è la prima cosa. La gentilezza aiuta a instaurare una relazione X in maniera più pura. Io penso che non dobbiamo aver paura di usare queste parole che quando ero bambino le insegniamo da catechismo, però ogni tanto guardo anche la scaletta per evitare di... Ora, è vero o non è vero che se vogliamo capire qualcosa dai nostri allievi dobbiamo ascoltarli? Ma se io parlo così... Scusa, collega, lo so, ti chiedo scusa. Vi do del tu perché siamo colleghi, non per mancanza di rispetto. E fate altrettanto se volete. Ai bidelli della mia università do rigorosamente del lei, sia chiaro. Ai colleghi si dà del tu, di solito. Allora la cortesia non è solo, dicevo prima in una breve intervista alla TV diocesana qui, non è solo una questione di buona educazione, che già sarebbe molto rispetto ai tempi di oggi, è una questione di profondità, interviene, modifica nel profondo una relazione, perché, punto, sto argomentando adesso, mi permette di ascoltare. Se io sono gentile nei confronti dell'altro, prima di tutto ascolto e poi, quando ascolto, non sto a pensare a metà della frase che cosa devo rispondergli, lo lascio finire in termini ragionevoli. Se lo interrompo per dirgli scusa, stai dicendo che, oppure puoi ripetere? Non ho capito questo pezzo, puoi spiegarmelo? Si può interrompere, ma in maniera amorevole, in maniera gentile. La cortesia aiuta a fare, la gentilezza aiuta a fare ordine. Ora, adesso spero di rimanere amico anche qui con una parte dell'auditorio. È vero o non è vero che ogni 3, 4, 5 mesi sui giornali, il Corriere, la Repubblica, qui cosa c'è? Il Secolo XIX, mettete il giornale che leggete voi, par condicio totale, giornale, sito. È vero, sui siti poi resta lì, no? Una ricerca scientifica ha mostrato che quelli disordinati sono più intelligenti degli altri. Non posso dire perché c'è la TV cosa direbbe mia figlia. No, io non ci credo. Ho lavorato nel mondo dell'educazione, ho iniziato a lavorare più di 40 anni fa. Non ho mai trovato un ragazzino, una ragazzina, un ragazzo, una ragazza, un giovane, una giovane, uno studente, una studentessa, un collega o una collega. Non ho mai trovato una persona ordinata proprio come tiene la cartella, come si muove nello spazio. Non ho mai trovato una persona ordinata che avesse delle difficoltà di apprendimento. Mai. Non sono un campione statistico rilevante. Attenzione, non è vero l'incontrario. Cioè, è vero che ci sono persone se c'è qualcuno disordinato e pensa di essere un genio, può darsi che sia vero, perché ci sono persone che sono disordinate e hanno dei circuiti laterali, si chiamano, se c'è qualcuno che sa di neuroscienza, noi non sappiamo quasi nulla poi della nostra mente, ma 100 miliardi di neuroni che si interconnettono tra di loro, qualcosa ci dicono, no? Per rimanere terra a terra.
A parte il fatto che poi quale ordine, perché potrebbe essere che è un altro ordine. Allora qui si apre un universo che però, se un altro anno mi volete invitare ancora, io sarò felice di tornare, non voglio autopromuovermi, ma no, dico, fare ordine, c'è ordine e ordine. Se il tuo ordine lo decido io, se la tua... Io sono, per esempio, una passione che coltivo da qualche anno, la calligrafia. Dopo decenni di digitale, io non ho mai scritto un articolo, un libro, non l'ho mai scritto a mano prima, l'ho iniziato negli anni 90 a scrivere, c'era già il computer, c'erano i dischetti, quelli A, floppy disk. Non so se qualcuno è così anziano, stavano andando in cantina quelli B, quelli di cartone, che se si piegavano non funzionavano più, non so se ve li ricordate. E dovevi fare C, 2 punti, slash, e poi dovevi... Adesso accendi, dici Alexa, accendi il computer, o Siri, sì, cosa c'è? C'è il telefono di mia moglie, che è presente in sala, dopo ve la mostro, quella santa persona, che ogni tanto, senza che noi abbiamo toccato nulla, dice mi dispiace ma non posso aiutarti, ma chi ti ha chiesto qualcosa? E sta facendo grandi passi. Non volevo andare fuori dal seminato, ma l'ordine deve essere un ordine tuo, come ha detto il collega educatore medico. Come ti chiami? Andrea, come ci ha detto Andrea, deve essere interno l'ordine, non può essere, come dire, imposto. Però io non ho mai trovato nessuna persona ordinata che avesse anche un ritmo di vita ordinato. Qui potremmo parlare del monachesimo e di come è stata ed è ancora una grande esperienza di ordinamento del tempo. È una grande esperienza, non vuol dire che dobbiamo farci tutti monaci, ma il fatto di alzarsi alla stessa ora, andare a letto alla stessa ora, avere uno spazio per la preghiera. San Benedetto da Norcia, ragazzi, ci siamo grosso modo nel 500 d.C., 1500 e rotti anni fa. 8 ore di lavoro, 8 ore di preghiera o di studio, 8 ore di riposo. Grandissimo, direbbe Silvano, grandissimo. Quando ancora c'era gli liberi, gli schiavi, ci sono anche adesso gli schiavi, ma teoricamente non dovrebbero esserci più. Allora, ultima gentilezza, poi passiamo alla fiducia. Sperando, ce la fate ancora un po'? Che sia... Allora, abbiamo detto, spazzino della relazione, pulisce soprattutto dal pregiudizio, quindi ti permette di ascoltare, sto facendo un breve sommario, e poi ti permette, almeno ci puoi provare. Io mi sono laureato a Bologna con un pedagogista, io ritengo il più grande pedagogista italiano del 1900, mi ha laureato lui, sono un po' di parte, si chiamava, è morto qualche anno fa, Piero Bertolini. È stato preside della facoltà di pedagogia a Bologna per decenni, ma nasce come, è stato scout, ma questo io l'ho saputo dopo, ha fatto l'insegnante del liceo di filosofia, poi ha fatto 10 anni il direttore del carcere giovanile del Beccaria di Milano e poi è diventato docente di pedagogia, poi preside. E lui, studiando un filosofo che è poco conosciuto, che si chiamava Edmund Husserl, diceva, in fondo, la relazione educativa che cos'è se non stare in equilibrio, cito più o meno a memoria, tra vicino e lontano? Cosa vuol dire ti sto vicino? Io, educatore, tu educando o gruppo di educandi, vuol dire mi interessi. Scusate. Mi interessi, mi stai a cuore, però, spero di non aver spaventato nessuno con questo però, l'ars della retorica richiede ogni tanto, io ci provo, non sono Cicerone naturalmente, se ti sto troppo vicino, quella santa donna che è mia moglie direbbe mi asfissi. Vale tra educatori, vale tra fidanzati, mariti, mogli, amici, preti, suore, cioè troppo vicino, da noi diciamo Gio de dos, si capisce? Gio de dos,
lasciami respirare. Ma forse agli inizi di un fidanzamento, quando c'hai tutti gli uccellini che ti volano intorno e non vedi nessun difetto nella persona amata, forse ci può stare, direbbero le più giovani tra noi. Ci sta? Lo dite in Liguria, ci sta? Ci sta? Ci sta alla grande? Ci sta di brutto? Lo dicono? Lo dicono anche in Liguria. Però lontano vuol dire, cito sempre Piero Bertolini, ti lascio libero. Stiamo arrivando rapidamente alla fiducia. Ti lascio libero anche di sbagliare. Chi ha vissuto e vive la paternità, la maternità biologica o anche spirituale, e quindi tutti noi dovremmo essere un po' esperti di paternità, maternità spirituale, con tutti i nostri difetti, perché noi siamo generativi se siamo buoni insegnanti. Questo è uno dei punti delle azioni. Allora noi abbiamo cortesia, fiducia e azioni pratiche. Questa è la mia scaletta di oggi. Stiamo finendo l'1, iniziando il 2. Stavo dicendo, lontano ti lascio libero, entro certi limiti. Se mio figlio ha 3 anni e passa col rosso, lo fermo. Vai a scuola da solo? Sì. All'inizio facciamo la strada insieme, poi vai avanti un pezzo, io sto dietro. Avete fatto così anche voi, no? Poi vai avanti ancora un altro pezzo, io ti sto dietro. Poi senti, vai da solo, però ci vediamo prima che tu entri a scuola. Io arrivo fra 10 minuti e poi vai da solo. È ovvio, può stare, va a militare e dorme ancora nel lettone. No, cioè, non c'è più neanche il militare, ma è per dire. Capite? Lontano ti do fiducia, però, per quelli che parlano castigliano, a chi? Però, se ti sto troppo lontano, vuol dire che di te non mi importa nulla. Quindi, equilibrio. La gentilezza ti aiuta a trovare un equilibrio tra il vicino, mi stai a cuore, mi interessi, ma non ti soffoco, e il lontano ti lascio libero anche di sbagliare, ma non troppo. Non perdiamoci di vista. Come va laggiù? Grandi. Quindi, la fiducia. Guardate, io non vorrei sembrarvi un po' naif. Poi vabbè, tutto rispetto per i naif. Mi sembra di averla capita, di cominciare a capirla da poco. E ancora una volta, permettetemi, cito la relazione che io ho con mia moglie, io ed Emilia, poi dopo si svelerà dov'è, chi è, e le farete un applauso perché è una santa persona che mi sopporta. Ci conosciamo da 40 anni, siamo fidanzati da 39, siamo sposati da 37, quindi fate un po' voi, mi tiene ancora. E credo che sia anche contenta di farlo. Io sono solo grato per l'amore che mi dà, così com'è. Ma appunto, io posso dire di conoscerla veramente? Emilia si chiama? No. Cioè, sì, questo dall'inizio ci siamo trovati bene perché, come dire, la ruvidità, no? Abbiamo dei gusti, cioè stiamo bene insieme, non abbiamo mai litigato sui soldi, per esempio, abbiamo una serie di valori molto forti in comune, abbiamo dei gusti per certe cose simili, per altre siamo gli antipodi, ma insomma abbiamo delle cose che ci uniscono. Poi ci piacevamo, ci piacciamo ancora, è una bellissima signora per quanto mi riguarda, anche se ogni tanto con gli occhi dell'amore vedo ancora la ragazza che conobbi 40 e rotti anni fa. Però non posso dire sinceramente di conoscerla. Ci sono delle volte che dico, nel bene e nel male, delle volte proprio, ma sei una testa, TV mi scusi, beep, e altre volte dico, grandissima, è una benefattrice dell'umanità mia moglie, fa il bene a un sacco di gente, a me, ai miei figli, ai nostri figli, amici, è oblativa e non se la tira, direbbero i nostri giovani, comprese alcune giovani colleghe qui presenti. Si dice non se la tira in Liguria? Non se la tira. Fa lì trotta, fa il bene e dimentica, diceva la mia mamma. Io sono solo grato di averla incontrata, ma come è capace di fare questo bene?
chi lo sa, è un mistero. Anche come pensa delle volte, è misterioso. Infatti mollo il colpo, dico, vabbè, siamo diversi. Anche lei dice, sei un bravo uomo. Poi, non so, succede che io un anno fa mi sono messo a studiare, avendolo mai studiato, il tedesco, e continuo a studiarlo, ich lerne Deutsch, mit Freude, e lei l'altro giorno passa, mi guarda, scuote la testa e fa, parlando tra sé, ma va se io devo trovare uno che a 60 anni si mette a studiare il tedesco, le parlo anche in tedesco, qualche volta, ein wenig, ja klar. La fiducia vuol dire che l'altro, il mio alunno, il mio allievo, il gruppo dei miei allievi, non posso e non devo avere la pretesa di conoscerlo, perché è inconoscibile. Ora, io non so voi, ma io alla scuola dei padri della Chiesa, quando c'è un versetto della Bibbia che mi colpisce, me lo trascrivo su vari quaderni, è un po' di anni che lo faccio. Adesso lo sto facendo con la stilografica in bella scrittura su un quaderno ad hoc. C'è un versetto dell'Apocalisse, se non sbaglio al capitolo 2 è il versetto 17, che suona più o meno così, è diciamo l'anima beata che si presenta davanti a Dio, da quello che ho capito io, Don Alberto o altri colleghi e colleghe che sono più esegeti di me, che ti darò al vincitore, dice, darò una pietruzza bianca sulla quale c'è scritto un nome che solo io e lui conosciamo. E io sono cresciuto, ho abitato per 3 anni di fronte, di stanza, a padre Silvano Fausti, gesuita, biblista di fama mondiale, e lui lo interpretava così: solo allora capiremo il senso della nostra vita, sarà svelato chi siamo davvero. Non che io non sappia che sono un marito, un padre, un professionista, un educatore, un pazzo, un musicista. Oggi vi va bene, Non lo so, vediamo poi se finiamo con la musica. Devo vedere com'è il clima. Niente di esoterico, di strano, La fiducia nasce ancora una volta dall'umilitas, dire ma io non posso mettermi al posto di Dio, del Creatore. Sono un compagno io educatore, sono un compagno di strada. Non è detto neanche che ho fatto più strada dei miei allievi, normalmente sì, ma chi l'ha detto? Magari quello lì, Giovanni Rossi o Giuseppina Verdi, hanno una passione, un dono, per cui ne sa più di me. Io ho avuto alle elementari, tanti anni fa, un alunno, voglio dire anche il suo nome, Federico, che in seconda, terza elementare su alcune cose ne sapeva più di me. E io una volta gli ho detto: vuoi venire a fare lezione al posto mio? Sì, certo, è venuto e l'ha fatta. Adesso vive a Londra e fa il redattore in una casa editrice. Scrive, ha pubblicato degli articoli sul Corriere della Sera, è il papà di un bambino che avrà 3 anni, che ha chiamato Arthur, perché si ricordava di una fiaba che io avevo inventato per loro con la musica, prendendo pezzi di altre storie, avevo fatto una specie di teatrino dove il protagonista era un druido, Arturo, e mi ha detto: è iniziato tutto con te. Suo padre insegna al liceo classico greco-latino, sua madre insegna al liceo classico greco-latino. Lui mi ha detto: penserete che sono un trombone, e avete ragione, ma chi si vanti nel Signore, questo è un dono. Me l'ha detto 3 anni fa in una conferenza qui a Milano, all'interno di un percorso culturale. È nato tutto con te. Allora, il dono di stare con i nostri allievi ci aiuta arrivo a capire che imparare, arrivo al cuore, stavo dicendo, e passiamo alle pratiche, a qualche pratica, qualche azione concreta, perché noi vogliamo andare sempre via da questi incontri con qualche cacciavite che posso usare, qualche strumento che posso suonare. Non può essere un laboratorio, altrimenti dovremmo essere 10, 15, massimo 20. È una conferenza, con tutto il limite della frontalità. Allora, la fiducia
c'è la cortesia e lo spazzino delle relazioni, la fiducia è quello che è il manutentore, è quello che tiene oliato, è quello che ti permette di... una mia amica monaca di un monastero molto vivo, vivace, che è stata per una decina d'anni anche la priora, diciamo, delle sue sorelle, lavoraccio, mi diceva, ma io, che si interessa anche di temi educativi, fa la formatrice in altri monasteri, soprattutto in ambito benedettino, ma non solo, dice, sai Elio, io pensavo che quello che ci insegnano all'università in corsi di aggiornamento, progettare, no? Proiettare, buttare avanti, andare avanti anche nello scautismo, oltrepassa l'ostacolo, vai. Ma lei dice, ma prima di tutto dobbiamo avere la visione chiara, non sempre ce l'abbiamo, poi delle volte la strada è tortuosa, e poi dice progettare. Sai cos'è per me Elio? Mi fa, si chiama Antonella, suora Antonella, e dice è seguire un profumo, è seguire e progettare. La relazione educativa è ascoltare il nostro allievo o il gruppo di allievi, ma ascoltare anche l'allievo che è dentro di te. Adesso dovremmo aprire un altro e fare un laboratorio sull'autobiografia, ma vi darò delle 2 o 3 piccole perle, una delle attività che vi propongo di fare adesso insieme. Naturalmente lo fate individualmente, ma volendo potreste farlo in un piccolo gruppo tra colleghe e colleghi. Volendo, chi lavora con gli adolescenti maturi, cioè gli ultimi anni delle superiori, potreste farlo fare, io lo faccio in cattolica. Ogni tanto c'è qualcuno addirittura che mi scrive da me ringraziandomi perché nessuno mai mi aveva fatto questa domanda, prof. Nessuno mi aveva posto davanti a questo quesito. Fra pochi minuti ve lo condivido. Allora, finisco sulla fiducia. Cortesia, gentilezza, spazzino, tiene in ordine, e la fiducia uguale, solo che la fiducia ha qualcosa in più, che a un certo punto lasci. Avete presente i trapezzisti del circo? L'avete presenti? Lasci la presa e ti butti. Credo che sia Don Giussani che ha scritto Il rischio educativo, bellissimo. C'è il rischio nell'educazione, a qualsiasi livello, che l'altro non realizzi quello che tu ti aspetti che faccia, oppure che se ne freghi, diciamolo anche se siamo in TV, posso dire se ne freghi, in senso... linguaggio popolare, terra a terra, succede. Ma io mi ricordo Don Virginio Colmegna, che è stato responsabile della Caritas ambrosiana, diocesana di Milano, e poi quello che ha fondato la Fondazione Casa della Carità sull'accoglienza delle persone fragili. Lui ci diceva, a noi giovani educatori, diceva, ma scusa, ma tu sei sicuro che tutto quello che stai seminando sarai tu a vedere il risultato? Ma ci sono dei semi che fioriscono dopo anni. Gesù ha detto, c'è chi semina e c'è chi raccoglie, e c'è chi raccoglie quello che gli altri hanno seminato. Dico bene? Questa è la fiducia, è il nonno che pianta l'albero, è un po', magari può sembrare retorica, ma a me è sempre piaciuta, che pianta l'albero per il nipotino. E sa che non lo vedrà alto 30 metri l'albero, lo vedranno forse i figli di suo nipote alto 30, dipende dagli alberi naturalmente. Sono i pioppi che sono molto rapidi, ci sono degli alberi meravigliosi che sono i pinicembri, che crescono lentamente, ma avete presente la sciagura che è accaduta in Veneto, in Trentino, un anno fa, la tempesta che ha battuto? Questo non era in scaletta, ma ve la regalo. Noi andiamo, io e mia moglie, in quei posti in vacanza, siamo molto affezionati, abbiamo visto che l'abete rosso, tanto per capirci quello dei violini, dove Stradivari, ma anche adesso, che ha un legno bellissimo, è un albero bellissimo, sono crollati tutti così, in fila. Perché? Mentre il pinicembro sembra una specie di pino, assomiglia un po' al pino che avete qui nel lungomare, va su a cono, con i rami che vanno in su, fa delle pigne un po' viola quando sono mature, è bellissimo anche il pino, un po' scuro. Allora l'abete rosso mette tante radici, tutte laterali, quindi non sono troppo profonde, normalmente sta in piedi,
resiste anche a temporali, ma quella è stata una tempesta tipo un uragano. Le mette laterali non sono profondissime e gli abeti stanno abbastanza a distanza gli uni dagli altri, se li vedete, anche perché sono andando per così anche le chiome, diciamo, i rami. Il pino cembro mette le radici in fittone giù in profondità e, come ha detto sempre il nostro Signore, si ancora alla roccia. Addirittura delle volte li vedi appoggiati sulla roccia e sotto in questo modo è più saldo lui, e poi vicino a lui può crescerne tanti, anche perché c'è un uccello, un corvide che si chiama nocciolaia, che quando ha troppi semi di cembro se li va a nascondere, scava una buca. È vero, eh? E allora nascono dei boschetti, perché dopo se li dimentica, ne ha fin troppi. Ma è bellissimo, non è caduto uno. Io non sapevo questa storia delle radici, ho chiesto ai sudtirolesi, ai nostri amici della Malga, e hanno detto perché quello lì va giù così e quell'altro va in giro così, e sono caduti, e tra l'altro essendo lontani cadeva uno, buttava giù gli altri, no? Tipo birilli, li vedete a file, è sconfortante. Adesso li stanno togliendo, ho detto che li ripiantano. Non è caduto un cembro. Allora fiducia vuol dire anche, come dire, fidarsi dell'altro anche se è scomodo e stare vicini gli uni agli altri. Quindi fiducia ci rimanderebbe al discorso della comunità, dell'apprendimento cooperativo, ma questo fra 2 anni, se mi vorrete richiamare, abbiamo già in programma, Don Alberto, fitto di appuntamenti. Alcune pratiche, ce la fate ancora? Io penso di finire verso le 6:30, se poi ci sono domande, abbiamo la stampa. La prima, spero di non scandalizzare nessuno, voi sapete chi è Luigino Bruni? Luigino Bruni è ignoto, nessuno lo conosce, non pervenuto, conosce uno. Come ti chiami? Marco, che Dio ti benedica. Luigino Bruni è un economista, insegna alla LUMSA, Libera Università Maria Salvatrice, no, Maria non so che cosa, scusatemi, è un'università mariana, ma per la TV cancelli questo pezzo perché faccio brutta figura. Alla LUMSA di Roma, è una piccola ma prestigiosa università, insegna economia politica, guarda i numeri, guarda i dati, cerca di leggere la realtà, oggettiva non ci crede più nessuno, ma insomma oggettiva. Lui dice che uno dei grandi nemici della nostra società è la meritocrazia, perché la meritocrazia, cioè premiare, o meglio, scusate, incentivare le persone in base a un merito, significa decidere dei criteri, e quando diamo i voti facciamo questo. Non è sbagliato in sé, ma chi decide qual è il parametro? Siamo convinti che abbiamo tutti lo stesso parametro di giudizio? E scusate, tanto non mi caccia via nessuno. I parametri che ci sono adesso, ma non in Italia, un po' in tutto il mondo, sono francamente imbarazzanti a volte. Poi giustamente mio figlio ha appena fatto il test per entrare a architettura a Milano, il test nazionale, dice se ho 6.000, quanti erano? Mia moglie, scusate, alzati. L'Emilia, un applauso. È chiaro che devo avere un criterio, mica posso fargli un colloquio a tutti 6.000 o fargli fare un gioco di ruolo a tutti 6.000, perché i famosi assessment che fanno nelle aziende funziona se hai numeri piccoli. Qualche criterio ci vuole, però, per esempio, mia figlia Sara, che è già laureata, abbiamo scoperto per caso che dopo il primo anno è arrivata una mail dell'Università Statale di Milano, Facoltà di Medicina, e ha detto: sai cara Sara, dato che sei in pari con gli esami, tu pagherai metà delle tasse quest'anno.
Direbbe il grande Antonio De Curtis in arte, e scusate se è poco, e se c'è qualche partenopeo mi perdoni la pronuncia, e scusate se è poco. Che cosa vuol dire? Che l'università premia la frequenza, non va a vedere i voti. Hai preso tutti i 30, però hai fatto 3 esami su 12. Non so se mi sto spiegando. Sto usando degli esempi un po' macroscopici. Quindi la valutazione in sé non è sbagliata. Ma la meritocrazia, che è, dice Luigino Bruni, se volete leggere il suo pensiero, ha scritto 1 miliardo di libri. Se volete le pillole, comprate Avvenire la domenica. Se non volete comprare Avvenire, andate sul sito di Avvenire la domenica mattina, trovate il suo articolo editoriale in prima pagina, in home page, e vi rendete conto di quello che dice, argomentando da economista / biblista, perché è una figura un po' strana. È economista, ha studiato alla London School of Economics, che è uno dei tempi della finanza mondiale. Allora lui dice, attenzione, l'incentivo, cioè la meritocrazia vuol dire incentivare, significa che se io non ti dessi questo tu non lo faresti. Adesso io lo dico male. Invece il fatto che tu fai una cosa bella e io ti premio, allora sì. Ma c'è uno spazio per la gratuità, cioè la gente resta nel corso di studi perché sostanzialmente si appassiona allo studio. E allora, seconda azione pratica, che cosa deve fare un bravo insegnante per essere gentile con se stesso e avere fiducia in se stesso? Dico una parolaccia, tanto ormai non ne ho dette, le ho dette? No. Don Alberto Gastaldi certifica, no, non le ho dette. Un bravo insegnante, un bravo educatore, tenetevi forte, deve, secondo me, per essere gentile con se stesso e avere fiducia, coltivare la fiducia in se stesso e negli altri, deve studiare, deve continuare a studiare, perché un insegnante che non studia più ha sbagliato mestiere. Scusate il tono da pippone moralistico, perché io so che sono antico, ma adesso vado veramente nel XII secolo. È considerato il vero, da molti, tra cui io, il vero fondatore delle università, con tutto rispetto per Bologna, Parigi, Padova, credo che siano le 3 più antiche. Posso sbagliarmi, se c'è qualcuno che ne sa di più di me sulle prime università, ma la prima università considerata tale, con un piano di studi, un cursus studiorum, è considerata l'abbazia di San Vittore, nei pressi, allora era nei pressi di Parigi, adesso sarà, non c'è più credo, ma adesso sarebbe nel... Ugo di San Vittore è stato il magister di questa scuola e i suoi allievi, la scuola vittorina, Riccardo di San Vittore, Ugo di San Vittore scrive un manuale di studio per i suoi novizi, giovani studenti, 16-17 anni. Ma questo parla di tutto, parla di caccia, di pesca, di navigazione, di astronomia, parla di teologia, di Bibbia naturalmente, perché lo studio era quello della Bibbia, ovviamente. E lui dice, vado a memoria, lui dice, tutto l'universo è impregnato di senso e nulla nel creato è infecondo. C'è una gioia, si chiama Didascalicon, De Studio Legendi, questa opera. Purtroppo in italiano è quasi introvabile, ma mi sembra che l'abbiano recentemente ristampata. Senza gioia non c'è nessun vero apprendimento, io direi non c'è neanche nessuna vera relazione. Poi la fatica, il sudore, anche adesso io sto facendo fatica. E voi anche, grazie che avete avuto la pazienza di restare attaccati, connessi con me fino a questo momento. Questo è un altro discorso, no? A me piace andare in montagna, si fa fatica andare in montagna, ma a me piace moltissimo anche nuotare, se nuoti fai fatica, ma anche se vai a vela fai fatica. Credo anche a motore, però io non sono andato a motore tanti anni fa su un canotto con mio zio. Era fatica di portarlo dal rimessaggio dentro nel mare, io lui, motore pesantissimo, Evinrude. Vabbè, si fa fatica in barca.
drizza, cazza, sposta, vai, la boma, il boma, stai attento a non farti prendere qui da là oppure non cadere in mare, eccetera, no? Allora, studiare. Ritroviamo la gioia di studiare per noi, non per preparare la lezione per i nostri alunni. Quello che vuoi, studia. E il Padre che vede nel segreto ti ricompenserà, il centuplo ti ricompenserà, fidati. Allora, vi propongo 2 piccoli esercizi da fare adesso con me, qui. Quindi inizia la terza parte, io poi vi do l'idea di non ho problemi ad andare avanti, no? Vi do l'idea di non avere argomenti abbastanza, però alle 18:30 mi fermo per domande, riflessioni, interventi, richiesta di un chiarimento. Allora, primo, queste cose le trovate poi negli ultimi pubblicità progresso, con i libri non si campa. Comunque chi volesse poi si avvicini a mia moglie e le darà informazioni più precise. Adesso non voglio fare spot pubblicitari. Comunque se digitate sto scherzando, se digitate il mio nome su YouTube, su Google, lo trovate. Adesso mi licenziano da tutto. Però mi sembra che non hanno mai dato, come sono quei premi satirici del Striscia la Notizia, come quando il Tapiro, perché il libro viene considerato una cosa meritoria, leggere è considerato una nobile arte, leggere e scrivere. Insisto, a mano, poi le ultime cose le scrivo a mano, poi le detto al computer, e poi l'editing lo faccio su file, non è che l'ho lasciato al computer. Non posso mandare al preside della mia università un progetto educativo scolpito nella pietra, cioè non volevo essere anacronistico, ma il piacere di tornare a scrivere a mano, ci dicono i neuroscienziati, probabilmente muove delle parti della mente che così. Allora, se sei nativo digitale, digiti così. Voi giovani presenti, digitate così. Se sei come me alfa e beta, digiti così. Se tu vedi uno che digita così, non è nativo digitale. Dico bene? Allora, vi propongo di fare un esercizio con me adesso. Si può fare anche, pensate che lo farò con, se tutto va bene come credo, con un gruppo di dirigenti, le figure apicali di un grande ospedale di Milano che mi hanno chiamato come formatore e faremo questa cosa. Io lo chiamo il gioco dei territori. Dovete provare a immaginarvi, sono fase A e fase B, provate a immaginarvi come un ambiente naturale. Chi vuole lo faccia, non chiederò Andrea? No. Andrea, non chiederò a Andrea di venire a dire poi, non possiamo qui. Però cosa siete? Siete un deserto? Come quello dove si incontrano l'aviatore, il piccolo principe, eccetera. Siete un ambiente lussureggiante? Siete un ambiente marino? Siete una città, un villaggio? Colleghi, colleghe ferrati in geografia sanno che ambiente si intende un po' più naturale, territorio si intende un po' più antropizzato, ma adesso li usiamo come sinonimi. Tu, Marco? Che ambiente sei? Non dirmelo, pensalo, pensatelo tu. Don Alberto. E sei una parte, io per esempio ultimamente mi raffiguro come un pinocembro, che suona di buon auspicio per questa fase della mia vita, ma una volta mi raffiguravo come un frutteto. Prima ancora mi sarei raffigurato come un enorme campo di mais. Per fortuna è bruciato quel campo lì, ma è lunga da raccontarvi. Ho avuto e ho anch'io le mie pene, Adesso sono un bel pino, vicino ad altri pini. La domanda è, prova a immaginare per esempio i tuoi alunni, volendo si può fare anche con le proprie colleghe o colleghi di consiglio di classe. So che quelli che insegnano religione hanno una da 18 dipende dalle ore, insomma, per cui parlare di consiglio di classe vuol dire evocare un incubo. Già imparare a memoria i nomi degli alunni è già una medaglia, però insomma poi alcuni li conosci, no?
Che ambiente siete voi in classe, per esempio? Siete un ambiente amichevole? Io mi sono laureato con Piero Bertolini, ma il più importante maestro mio all'Università di Bologna è stato Andrea Canevaro, ancora vivo, avrà 80 anni, quindi è in pensione ma è ancora attivo, diciamo. Andrea, una grandissima persona, scrive nel 2006 un libro per la Ericsson di Trento che suona, anche questo se digitate lo trovate, territori, sentieri, territori, confini, un nome così. E lui sostanzialmente dice: tu educatore, tu insegnante, sei un territorio. Se qualcuno conosce Donald Winnicott, psicopedagogista dell'età evolutiva inglese degli anni 50 e 60, diceva: guarda che il primo ambiente per il bambino è la sua mamma, addirittura sei dentro di lei i primi per 9 mesi, se va tutto secondo le 40 settimane. Io ho partoriti 2, vedete, mi è rimasta un po' di rilassamento dei tessuti, è stato bellissimo. Tu educatore, tu insegnante, sei un ambiente per i tuoi alunni e i tuoi allievi sono degli ambienti e insieme formiamo un ambiente più grande. Allora Andrea Canevaro dice: tra un territorio e l'altro, normalmente quando io faccio fare questo gioco, tu ti disegni come un albero, io come un albero, lui come una roba di montagna, lei un ambiente marino, lei di campagna, poi dico: adesso cartellone giù per terra o su un tavolo, pennarello punta jumbo grande, proviamo a mettere insieme i nostri territori. Possono essere messi insieme? Di solito sì, attraverso strade, siepi, corsi d'acqua, ce la si fa. Almeno fino adesso lo faccio spessissimo questo gioco. Però attenzione, tra un territorio e l'altro il passaggio è facile, perché normalmente c'è una dogana. Pensate a tutto il discorso della Brexit, l'hard Brexit, lì, il confine dell'Irlanda del Nord. No? Allora Andrea dice: ma ci possono, anzi ci devono essere dei confini tra me e lui, o tra me e loro, tra me e voi. Ma questi confini sono attraversati da sentieri? Se c'è una dogana, perché ci sono anche delle dogane, e non è detto che siano necessariamente negative, sono amichevoli o sono ti sparano quando sei a 1 chilometro di distanza, perché c'è il territorio terra di nessuno. Quindi incomunicabilità, vicino o lontano, vi dice qualcosa? Provate a fare questo gioco, potete farlo in classe, serve cartelloni, colori, immaginarsi prima come ambiente, provare a mettere gli ambienti insieme. Sono andato un po' di corsa, si è capito il gioco o no? Cioè noi siamo dei territori, io e mia moglie siamo 2 territori, non ce n'è. Ma pensiamo, adesso non voglio scomodare la teologia, io sono più per la scrittura, la Sacra Scrittura, ma se pensiamo cos'è il mistero della Santissima Trinità, poi alla fine questa roba qui, uno ma trino, il Padre, Figlio, lo Spirito Santo, vabbè, il Padre si capisce, il Figlio si capisce, lo Spirito Santo è un po' per natura, direbbero i teologi. L'amore, dice Ireneo di Lione, che intercorre tra il Padre e il Figlio, oppure usa anche una metafora un po' antropomorfa, ma che il Padre crea l'universo con le sue 2 sante mani, dice Ireneo, il Figlio e lo Spirito, cioè il Logos. Pensate cos'è un progetto educativo, formativo, didattico, ha bisogno di qualcosa, l'ho visto, l'ho toccato, dice Giovanni, noi l'abbiamo visto, Gesù di Nazareth, eccolo lì, e qualcosa invece lo Spirito che soffia dove vuole, chi dice che ce l'ha non ce l'ha, c'è uno che ce l'ha non sa di averlo. Sto parlando non sto facendo teologia de bassa lega, sto solo dando i temi, poi c'è chi è più bravo di me, magari. Avete fatto il percorso biblico già con Suor Enrica, giusto? E lo farete, poi studiare la Bibbia è una grande cosa. Diceva Martini, Cardinale Martini, prova a pensare che la Bibbia non solo parla a noi, ma parla di noi. Ti legge, non sei tu a leggere lei, ma questo fra 4 anni abbiamo già il programma pluriennale, sembriamo i soviet, quelli là che facevano, 5 anni, no? Allora, ultimo gioco, ultima attività,
Finiamo anche un po' prima del previsto, però se volete poi vado avanti, magari articolando qualche però adesso c'è ancora uno che mi sta particolarmente a cuore. Su questo ogni tanto ricevo delle mail dai miei studenti o alle volte me lo dicono in faccia, a voce. Io lo chiamo il gioco degli antenati, anche questo l'ho preso da Andrea Canevaro, dai suoi scritti, però questi sono più antichi, non so se sono ancora in giro. La formazione dell'educatore professionale, la Nuova Italia, che poi ha un altro nome adesso, Nuova Italia Scientifica, 1990 mi pare, è stato pubblicato. Non è tantissimo, però. E poi lui ha scritto dei libri sui primi precursori, per esempio, della pedagogia speciale. Per esempio uno che avrete studiato anche voi da qualche parte, il dottor Itard, che trova il ragazzo selvaggio. Non lo trova lui, lo trovano ai tempi di Napoleone, un po' prima, Rivoluzione francese, trovano un ragazzo sui 13 anni nei boschi, con una ferita, probabilmente era un bambino, c'era l'infanticidio già allora, anzi, è cresciuto da solo, non sapeva camminare bene, non parlava, allora è stato messo in un istituto per ritardati mentali a Parigi, diretto da il più grande luminare della scienza di allora, e lui, Jean Itard, che era stato allievo di questo medico, di questo luminare, se lo fa affidare. Lo porta un po' fuori da Parigi a casa sua e con l'aiuto della sua governante, Madame Guérin, lo educa attraverso, precursore dei metodi attivi, apparecchiare il tavolo, vestirsi, ma stare educato, e poi cerca di insegnargli a parlare, a leggere, a scrivere. Scrive 2 relazioni, 1807-1810, quindi c'era già il tempo di Napoleone. Niente, lui dice: ho fallito. Eppure è considerato il padre della neuropsichiatria infantile, questo medico. Lui e soprattutto un suo allievo che si chiamava Philippe Séguin, che poi c'era l'altro Napoleone, è dovuto andare in America, tutta una storia lunga. Allora l'abate d'épée, della spada, che è uno dei primi che ha studiato quelli che hanno deficit auditivi, e poi il dottor Down, che è quello che ha studiato la sindrome, eccetera. Andrea Canevaro si è appassionato delle biografie dei nostri antenati, ma io e Elio Meloni, andiamo a concludere, vedo qualche piccolo segnale di stanchezza nell'auditorio, se volete poi cantiamo una bella canzone, se volete finiamo con la musica, sì? Come ti chiami? Nicola. Aumento di stipendio a quel collega. Non è lui che... E allora, dai, l'ultima. Allora, i nostri antenati, quando noi abbiamo iniziato a insegnare, magari qualcuno ha iniziato quest'anno, chi lo sa, vedo alcune facce molto giovani, abbiamo avuto qualcuno che ci ha introdotto, è chiaro, cioè, l'ufficio diocesano organizza un percorso meraviglioso, anche perché chiama me. La modestia, dice sempre mia moglie, è la mia più grossa qualità. Scherzo. Però parliamo proprio a scuola. C'è qualche collega, torniamo sempre alla gentilezza, alla fiducia, che ci ha preso metaforicamente per mano e ci ha detto: guarda, non so, là c'è la macchinetta del caffè, dico proprio a volo bassissimo, là c'è il bagno, lì c'è la sala professori. Oppure, un po' più in profondità, ci ha fatto da mentore e ci ha detto, quando ci ha visto distrutti dopo la prima lezione: non mi ha ascoltato nessuno, cambio lavoro. Anch'io, sai, quando ho iniziato volavano i banchi e le sedie, quanti errori, sai, prova a fare questo, non so, ti dà una dritta, ti dà un conforto, ti ascolta semplicemente. Un antenato vivo, vivente, l'antenato mica solo quelli dell'antica Grecia, o i patriarchi o le matriarche della Bibbia, certo, io sono il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, eccetera, eccetera, potremmo dire di Ruth, di Giuditta e tutte le donne di Maria, che ha detto un sì fondamentale, ma questo
Il 6° anno parliamo del sì e del no. Sto scherzando. Allora, provate a pensare se avete avuto un collega o una collega che vi ha aiutato all'inizio o che vi aiuta ancora. Però, e qui è un po' più, vado un po' in profondità e vado veramente a concludere, provate a pensare se è sempre competenza autobiografica, ma non per guardarsi l'ombelico, al contrario, per uscire da se stessi e incontrare autenticamente gli altri, quindi essere bravo educatore si decentra, dice Piaget. Decentramento cognitivo, lui dice, è la maturità di un essere umano, di un uomo, di una donna. Pensare che non tutto intorno a me, scusate, mi dispiace per quello là che fa la pubblicità, ha diritto a vivere anche lui, figlio di Dio, ma è una stupidata. Leonardo da Vinci, che adesso viene tanto celebrato nella nostra città, perché porta Caidanè, Leonardo, tira, spacca, lo dite, spacca, giovani, spacca di brutto, però grande Leonardo parlava della rete della vita. Dice il medico bravo, lui che andava a fare gli esperimenti, deve essere come un architetto, non basta vedere una parte, deve sapere che è dentro inserita in una rete di relazioni, di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Chi ti ha formato nella vita? Parliamo dei tuoi antenati, potremmo dire esistenziali, spirituali, un parente, il papà, la mamma, una nonna, una zia, un educatore dell'oratorio, un prete, una suora, un'amica. Adesso io sono educato dai miei figli e guardate, sono il papà, ogni tanto mi pigliano in giro perché io sono un po', sembro magari un po' così, però sono un po' all'antica, sono il papà. Non è molto di moda, però non è che mi manchino di rispetto, ma mi insegnano delle cose. Mia moglie è il mio più grande maestro, mi insegna la diversità, il fatto che io posso essere una persona libera con lei, mi dona la libertà, perché nel legame che c'è la vera libertà, nel legame vorrei dire sano, non manipolatorio, che faccio tutto quello che vuoi, perché quello è un abbraccio mortifero. Dovremmo dire, ma io non sono uno psicologo, no? Quanti disturbi nascono dalla difficoltà di separarsi dall'altro, sempre quella distanza di cui parlavamo. Sto girando sempre, zappando, sempre innaffiando, sempre quell'orto lì. Quindi provate a pensare chi veramente vi è stato o vi è ancora maestro. Probabilmente ne avete tanti e tante. Io spero che ne abbiate almeno uno, perché raramente mi è capitato di incontrare persone che mi abbiano detto io non ho mai avuto nessun maestro. Con grande dolore me lo dicevano. Normalmente, per quanto può essere stata tribolata la nostra vita, figure positive che ci hanno aiutato a crescere ne troviamo. Sceglietene una e provate a scrivere, non a me, su un quadernetto, a mano se riuscite, perché riconoscete in questa persona. Io ve l'ho argomentato, mia moglie è il mio più grande maestro perché mi insegna ad essere libero, perché è talmente diversa da me che devo essere libero, un po' per sostenere il confronto e un po' perché mi porta a decentrarmi, e quando ti dimentichi sei libero. Adesso non voglio finire con un discorso francescano, ma questo veramente può essere un argomento su cui io sto scrivendo delle cose, ma non vanno molto di moda. Noi impariamo bene quando siamo capaci anche di disimparare. Ad esempio, di disimparare il rumore, la confusione, questo inquinamento sonoro che pervade ogni luogo ormai della nostra vita, per provare a stare in silenzio. Diceva, e finisco, Enzo Bianchi del monastero di Bose, diceva, molti dicono Dio non mi parla più, e lui diceva, ma tu ascolti, ti metti ad ascoltare o no? O sei tu che continui Ignazio di Loyola, Bellissimo questo, non era in scaletta, ma
Ignazio dice, ce l'ho scritto, me l'ero scritto per un altro evento, leggo cosa dice Ignazio e avrei finito. Quindi Don Alberto scalda i motori. Lui dice, parla della relazione tra il padre spirituale o la madre spirituale e l'esercitante. Se al posto di esercizi mettiamo relazione educativa, dice chi dirige gli esercizi non deve spingere l'esercitante verso questa o quella decisione, faccio questo, faccio quell'altro, uno stato di vita. No, dice lui. Perciò chi dirige gli esercizi non si sbilanci, resti in equilibrio come una bilancia, virgolettato, e lasci agire direttamente il creatore con la creatura e la creatura col suo creatore e Signore. Esercizio spirituale numero 15. Allora, io ho scritto un libro a cui sono particolarmente affezionato, che penso che sia introvabile, si intitola Accompagnare la formazione. Ecco, io penso che un bravo educatore, prima di tutto un bravo docente, è colui che sa stare a fianco e tutte e due seguiamo qualcosa o meglio ancora qualcuno. Grazie. Visto che hai evocato la musica, l'hai evocata, per cui anche su come l'hai utilizzata, ecco, e come ti ha aiutato in questo tuo percorso. Non so se vuoi cantare, non so, vedi tu, c'è carta libera. Devo rispondere? Sì, è una prima rispondi domanda. Alla domanda, ma nella Vedi risposta che ci può essere sia l'esercizio, tu ci hai dato degli esercizi, adesso ci può essere sia l'esercizio pratico sia la risposta teorica. Vedi che loro stanno facendo esercizi di partenza, preparativi per la partenza. Questo abbassa molto. Non vuoi lasciare, cioè devo farlo subito? O non c'è nessuno che vuole chiedere qualcosa? Ah, prima la musica? Sembrava buono, un po' cattivo. Allora, mi vedete tutte? Tutti? Perdonate la banalità della prova, cioè del pezzo, però nella mia esperienza è uno di quelli più conosciuti ed è Fra Martino Campanaro, che vi chiedo di cantare insieme a me, sottovoce, senza urlare. Vediamo se la mia... Io sono un basso, quindi tendo a cantare un po' basso. Fra Martino Campanaro, dormi tu, suona le campane, din don da. È alta e bassa, va bene? Adesso viene il bello. Come si può animare? Parlavamo dello spirito che soffia dove vuole, non si sa da dove viene, non si sa dove va. Direbbe sempre Martini, è indisponibile ed è lì la sua bellezza. Non è a tua disposizione. Devi solo aprire la mano, Salmo 104, apri la mano, sazia, Dio apre la mano. Tu puoi fare quello, provare a aprire la mano. Allora, lavoriamo sul volume, quindi quando la mano è qui cantiamo pianissimo, quando è così normale, così forte, ma mai senza urlare, senza mai urlare. Proviamo. Fra Martino Campanaro, dormi tu, suona le campane, facciamo un po' più difficile e vado adesso senza dire nulla a livelli progressivi di difficoltà fino ad arrivare a un livello che io chiamo psichiatrico. Però allora così
vicino e lontano, il piano e il forte, 7° anno, piano e forte. Però questo esercizio, qual è il valore teorico educativo? Devo rispondere? Sì. Cioè, adesso possiamo spegnere la telecamera? No. Chiedo al giornalista, non mi risponde. Sì, ma lui riprende. Possiamo spegnere? Perché in Tre uomini una gamba, Aldo, Giovanni e Giacomo, non mi ricordo più chi diceva o l'altro, tu sei bastardo ma sei bastardo dentro, sta diventando sempre più cattivo. Secondo voi qual è il valore di questo esercizio? Buttato lì così adesso alla fine di una conferenza, insomma, una chiacchierata. La risposta a seconda della circostanza per far passare la luce viva. È giusto? Sì. Altro? La fiducia di chi si fa guidare. Da un direttore, per esempio. Altro? Prego? Creare gruppo, perché si fa un'attività divertente. Sintonia. Altro? Collaborazione, ancora. Da in fondo. Mi ha detto un sacco di roba. Io vi dico un'altra cosa. Nell'ultimo pezzo, io sono praticamente che mi diletto con le musica, ho lavorato sempre con musicisti veri, io sono un dilettante. Quando fai mattino, campanaro, dormi, tu guarda qui c'è un silenzio, lo vedi? Cioè lo senti? Rifaccio. Mattino, campanaro, dormi tu, pausa, dormi tu, pausa, suona le campane, di don dan, pausa, di don dan. Allora, qui veramente neanche dal Viola, non dico Viola, non mi ricordo quale lettera, se Magnesi o chi l'ha scritto, mi colpisce questa frase: Gesù è la parola uscita dal silenzio. Senza silenzio non c'è la parola, pensateci. Senza una lavagna bianca, la vedo, non posso scrivere con un pennarello blu. Senza un non detto non c'è neanche il detto. Ho risposto alla domanda. Fate un applauso con Alberto. Io non devo scappare. Il mio obiettivo è comprare la focaccia ligure, l'ufficio e chiudere oggi. Domande, spunti, perplessità? Ecco. Prego. Come Marco, Sì, anche stavo lui. dando il mio indirizzo mail della Cattolica se qualcuno gli venisse ritardato. Allora, la realtà della relazione, come l'hai illustrata, sotto il profilo teorico, penso che abbia persuaso tutti noi. Ti vorrei portare su un campo un po' più complicato, quello della rottura della relazione. Io non lo so, sto invecchiando io, ma non ho mai visto così tante relazioni che si bruciano con tale facilità, no? Nei nostri ambienti, gente che si offende facilmente, gente che rompe per un non nulla, all'interno delle famiglie, all'interno delle relazioni amicali. Riusciamo sempre a immaginarci sempre più da soli, in realtà. La tua immagine è paradisiaca, però la realtà terra-terra ci dice che molto spesso ci sono queste realtà di dolore piuttosto frequenti. La gente sembra quasi preferire la solitudine alla relazione. Ti chiedevo 2 parole su questo aspetto, sulla possibilità e la capacità di poter recuperare le relazioni. Quando, come si può? Grazie, bellissima domanda. Il tempo non è per mettere avanti la mano, Marco, il tempo è un po' tiranno. Io ti consiglierei, questo lo so a memoria perché l'ho studiato, io studio, dedico una parte del mio tempo come se dovessi preparare esami all'università, proprio leggo, sottolineo, appunti, ripasso. Questo è un testo che è uscito nella casa editrice della Cattolica, sempre, non ho nessun interesse neanche qui, che si intitola Il profumo del tempo. Il suo autore è un filosofo tedesco di origine coreana che si chiama Byung con la Y, Byung, probabilmente si pronuncia Pyong, se c'è qualcuno che sa il coreano qui.
Vedo delle suore, magari sono state lì per missione, no? Byung con la B, Chul, C-H-U-L, Han, H-A-N. Lui insegna all'Università delle Belle Arti di Berlino, alla Kunstuniversität von Berlin. Vita e pensiero, e sarà uscito nel 2017, così. È un librettino e lui dice: noi ci lamentiamo che siamo sempre di corsa, che è un aspetto di questa dolorosità. Tu hai detto, Marco, la facilità con cui, la velocità, ecco, con cui si rompono le relazioni, è una sottoinsieme della velocità che è frenetica, no? Siamo sempre di corsa. Lui dice che quello lì, la rottura delle relazioni, il fatto che ognuno è dietro un tablet, un cellulare, un computer, non è la causa del malessere, ma è l'effetto. Qual è l'effetto? Qual è la causa? È che il tempo, parlavo prima di monachesimo, diventa sempre più atomizzato, puntiforme. Noi non siamo, dice lui, ma io condivido parola per parola, poi non siamo più capaci di dare densità al tempo, cioè di capire che questo momento che stiamo vivendo adesso non è un intervallo tra ho finito la lezione e ho la cena a casa che mi aspetta. Bene o male ha un suo valore. Questa è l'analisi. Tu dici ancora teorica, no, è molto pratica, perché lui dice noi siamo, questo è dovuto, guardate che non è uno politicizzato nel senso di parte, dice questo però è funzionale al grande capitale, perché diventiamo tutti consumatori, tutto il discorso sui data, sui big data, ne sapete più di me alcuni, stiamo diventando dati. Come si può creare relazione se non c'è più un momento in cui ti fermi? Allora io non ho una ricetta, però penso che un'azione concreta è quella di rallentare. E se ti lamenti, non tu Marco, dei tuoi allievi che sono sempre davanti al cellulare, comincia a farne meno uso tu. Non sto dicendo di non usarlo, io lo sto usando come orologio fino a poco tempo fa, sono su WhatsApp, però vi assicuro, avevo per motivi anche di lavoro, ma mi piaceva, diciamo la verità, avevo Facebook, avevo LinkedIn, avevo Twitter, avevo pure una roba che non so se c'è ancora, di musicisti, che si chiama, dai aiutatemi, Facebook dei musicisti, vabbè, quel che l'è. A un certo punto ho detto no, quanto tempo passo davanti a queste robe qui. Mio figlio Giovanni, non gliel'ho insegnato io, entra in casa, prende il cellulare e lo mette a faccia in giù, silenzioso, e se ne va via. Poi dopo un'ora, questo Cardinal Martini lo diceva della TV, io lo sto adeguando al cellulare, adesso arriviamo alla rottura delle relazioni, lo guarda, risponde ai messaggi, mi dice che molti gruppi sono già passiti tutti perché si sono già risposti e litigato. Allora il mio più importante padre spirituale, padre Filippo Clerici, gesuita, diceva il nemico del bene è la velocità, e mi diceva quanto ci vuole a far crescere quell'albero lì? 10 anni, 20 anni? Quanto ci vuole a tagliarlo? Se hai una sega motosega, in un quarto d'ora lo tagli. Dobbiamo rallentare, caro Marco, non è la risposta, ma è una risposta. Noi dobbiamo rallentare. Fare la Chiesa giustamente, saggiamente, in Quaresima, non so se in Avvento c'è qualche forma, io non sono, come si vede, molto per il digiuno, però è santo la pratica del digiuno, ma il digiuno serve a capire il valore del cibo, non è una mortificazione, diceva uno dei vicari di Martini, diceva in Quaresima non ci si mortifica, ci si vivifica, perché se digiuni poi la volta che mangi te lo gusti di più. Se invece sei bulimico, mangi tutto, ti sfondi di cibo, come direbbero sempre i nostri giovani, non gusti più niente, tutto uguale, tutto in sapore, in colore, in odore. Sempre Byung-Chul Han parla della ruvidità, la ruvidità della relazione. Oggi si tende a fare tutto liscio, tutto facile, pochi click, sei dovunque.
Dobbiamo ritornare a dare valore alla ruvidità, alla difficoltà di relazione, anche il fatto che una relazione può fallire. Non so se ho risposto alla domanda. Grazie comunque, perché è molto profonda. Non ho risposto, solo Dio salva. Gesù, scusate se è poco, ha detto o non ha detto, è nel Vangelo, quando il Figlio dell'uomo tornerà troverà ancora la fede sulla terra. Giù l'ha detto, quindi se io ho dei dubbi, in Dio confido, non ho timore, dice il Salmo. Se penso sono io il primo ferito, io non sono il samaritano, sono quello là per strada ferito anch'io, noi tutti, siamo persone tutte ferite. Proviamo ad aprirci a qualcos'altro che ci cura. Prego, Alberto.